militare delle sorgenti che sia molto severo. Resta comunque il problema dello stoccaggio dello studio e resta il problema dell'approvvigionamento. Uranio in Sardegna, per esempio, non ce n'è, c'è in alcuni posti nel mondo, per cui si stima che le riserve siano dell'ordine di anche qualche decennio. Poi chiaramente in tracce di uranio c'è dappertutto, quindi dovessimo essere proprio affamati di uranio, cominciamo a estrarlo dall'acqua di mare, di piccole quantità e i costi crescono, però si riesce a utilizzare. Quindi i problemi a me sembrano più o meno tutti risolvibili, tranne quello delle scorie, che è un problema molto molto grosso. Ci sono poi le energie rinnovabili, in particolare vi voglio parlare dell'energia solare. Ce n'è abbastanza? È la stessa domanda che vi ho proposto l'uno da quattro. Cerchiamo di fare un conto per sapere se c'è abbastanza energia solare per soddisfare i nostri bisogni. Se uscite fuori vi riscaldate parecchio sotto le radiazioni solari, perché c'è 1 kilowatt di energia per ogni metro quadro di superficie. 1 kilowatt è una bella stufa. Ogni metro quadro, una finestra da 1 kilowatt aperta nella stanza è una stufa. Quindi l'energia è tanta, distribuita dappertutto. E abbiamo detto che al mondo servono circa 20 terawatt di energia, un numero strano, e 20.000 miliardi di watt. È un numero molto grande, ma la quantità di energia che il Sole immette continuamente sulla Terra è 10.000 volte più grande di questo numero. Questo vuol dire anche che potremmo prendere una parte su 10.000 di questa energia che il Sole ci manda e utilizzarla per i nostri scopi. Visto che vi siete impressionati molto al vedere la mappetta, ed è una cosa che ha impressionato tantissimo anche me. Mi scuso per la risoluzione, però essenzialmente l'idea che 1 kilowatt a metro quadro vuol dire, dato 20 terawatt di energia totale, che questa è l'energia della Germania, questa dell'Europa e questa del mondo, vuol dire che allora di che cosa stiamo parlando? Cioè, qual è il problema? Qual è il problema se abbiamo sbagliato un po' le stime e forse le nostre centrali solari non funzionano molto bene, che dobbiamo fare su un quadratino un po' più grande? Con tutto il rispetto per gli amici africani, non è un grossissimo problema, anche se perché lo dobbiamo dividere in tanti pezzetti. Abbiamo fatto qui per farvi vedere un pochino. Gli Stati Uniti, il paese più affamato di energia al mondo, può mettere un quadratino così nel Nevada e sta bene, sta a posto, non ha bisogno di prendere la sua porzione di questo quadrato del Sahara. Non è un grosso problema sapere esattamente i problemi della centrale nucleare o delle celle solari. Noi quello che sappiamo è che grossolanamente c'è 1 kilowatt per ogni metro quadro. Per quante ore al giorno? Beh, diciamo 4-5 ore al giorno, contando che si deve fare la media tra mezzogiorno, l'una e invece le ore della sera, quando il sole arriva con un angolo più grande. Quindi abbiamo qualche ora di irraggiamento totale a 1 kilowatt a metro quadro al giorno. E poi le celle solari hanno un rendimento dell'ordine del 15%, sui campi solari termodinamici del 30%, le celle che si mettono sulle nostre case del 20%, 15%. Quindi questi numeri sono gli stessi con cui si può fare il conto di quanto costa pavimentare il soggiorno di casa. Le pianelle costano 8 euro a metro quadro, 8 metri quadri, e faccio il conto con un prezzo di casa. Ciascuno di voi, senza l'ausilio né di chi potesse andare al sottosegretario Pizza, può prendere un pezzo di carta e dire: va bene, allora 1 kilowatt a metro quadro, dividiamolo anche per 10, perché appunto abbiamo tutti quei fattori che vi ho detto, di media dell'energia durante il giorno, di rendimento delle celle, abbiamo 100 watt a metro quadro, quanto mi serve da coprire per soddisfare il mio fabbisogno personale, per soddisfare il fabbisogno della Sardegna, per soddisfare il fabbisogno dell'Italia, per soddisfare il fabbisogno del mondo.
Per esempio, questa è la cartina della Sardegna, noi consumiamo circa 1 gigawatt. 1 gigawatt è una centrale nucleare, una moderna, bella, funzionante centrale nucleare. Sono 3 Saras di Sarro, sono 3 impianti di Porto Torres, oppure è una superficie grande come questo quadrato coperta di pannelli solari. Poi scegliete il posto che volete in Sardegna e mettete un quadrato di 6x6. Io l'ho messo da c'è. Poi lo mettete per questo non tanto per antipatia, ma per dirvi che accanto a una centrale solare io mio figlio a fare il bagno ce lo porto, non ho problemi. Non ho problemi ad abitare a 50 metri da una centrale solare. Accanto alla Saras non lo porto a fare il bagno. Accanto a una centrale nucleare non solo non lo porto a fare il bagno, ma non ci voglio neanche abitare a 100 km di distanza. Più è lontana, meglio è. Allora, se troviamo qualcuno del terzo mondo che se ne monta perché è ancora più disperato di noi per avere qualche soldo, forse ce la caviamo anche. Però, voglio dire, se vogliamo essere indipendenti dal punto di vista energetico, cioè se questo bene primario lo vogliamo produrre per quanto basta a noi e magari venderne anche un po' all'esterno, ci basterebbe un quadrato di questo tipo. E se permettete, per quanto sia un'area enorme, perché vista così è piccola ma è un'area enorme, voi lo dovete comparare con l'ingombro che ha una centrale tradizionale in termini anche di distanze di sicurezza, di distanze di rispetto, di zona che diventa non usufruibile. Io vivendo vicino a Cagliari non vado a fare il bagno in una zona che è almeno di 25 km intorno a San Rocco, cioè al massimo vado a Pula, che è 10 km dopo, e poi non vado in tutta la zona di Giorgini. Sono tanti chilometri che vengono presi da una centrale del genere, non che ce l'abbia con la centrale per qualche ragione, è semplicemente una questione di impatto di una tecnologia rispetto all'impatto di un'altra. Un'ultima considerazione è che questo discorso fatto per la Sardegna vale per tutto il mondo. C'è una ragione per cui i grossi capital venture stanno migrando verso l'energia solare, ed è la ragione è che questa abbondanza enorme di energia solare promette la possibilità di risolvere il problema dell'approvvigionamento energetico e di risolvere anche il problema del riscaldamento globale. Cioè, a un certo punto non dobbiamo più porci troppo il problema di come faremo, ritorniamo all'era della pietra, dobbiamo farci meno dolce, dobbiamo stare attenti al nostro stile di vita, risparmiare è la cosa energia, è la cosa più economica e naturale che ci sia, però non a spese della qualità della vita. Abbiamo tutta l'energia che ci serve per far andare avanti la nostra civilizzazione per un tempo indefinito, non saremo limitati dall'energia. E allora questa rivoluzione energetica la vogliamo cavalcare o essere travolti? Vogliamo essere i primi a produrre energia dal sole e a vendere la tecnologia a tutto il mondo che la utilizzerà, oppure vogliamo comprare l'energia da qualcun altro? Oggi è lo sceicco, domani sarà l'investitore americano che ha messo i pannelli nel Nevada, quello tedesco che ha messo i pannelli nel Sahara. Si tratta di una questione come al solito di sviluppo e di costi-benefici. Tutto ciò che investiamo oggi in tecnologia solare è un investimento che ci tornerà 10, 20, 30 volte tanto di qui ai prossimi decenni, non in un futuro lontanissimo, ma nei prossimi decenni. La rivoluzione sta iniziando ora, stiamo declinando nel consumo, non nel consumo, ma nella possibilità di pianificare l'utilizzo del petrolio, quindi bisogna attrezzarsi e avere i mezzi per